Rieccoci qui, l'altra scatoletta, sto mettendo a posto. Qui c'è un proiettore vecchio come il cucco, ma c'ha pure le lampade di riserva. Sony LCD data projector. Qui c'è qua il cavo suo. Qui c'è questa pure che può essere USB 2.0 PMCI per i vecchi PC portatili che avevano la scheda PMCI. Vabbè, ma questo non c'ha a che vedere. Vediamo qui quest'altra scatolina, andiamo ad aprire. Ecco, visto che prima non abbiamo visto trasformatori per il Commodore 64, adesso qui ne vediamo uno. Trasformatore, eccolo, transformator, quello che non spacchiamo tutto qua. L'inglese per te, corso di lingue di Agostini, unità 1-3, cicche. Questa me la porto a casa. Mango, Terence Trent D'Arby. Questa me la porto a casa perché è una cassetta audio, c'entra niente, scusate. Questo Game 2000. Questo ve lo dico io che è qua, adesso ho ricordato tutto. Questo è tutti i ricordi miei. Questo è il mio vecchio Walkman, pure questo me lo porto a casa. Spettacolo, non era autoreverso questo. Ah sì, era autoreverso. Autoreverso, eccolo qui. DIR. Autoreverso, o autoreverso oppure in una sola direzione. Questo pure viene a casa con me perché verrà provato. Walkman originale Sony viene a casa, via. Allora, questi joystick, qui si è levato qualcosa, ma che cacchio è sto coso? Questo veramente non me lo ricordo, non lo so, è un accendino qua, sembra che sia un accendino, vabbè, molte cose non me li ricordo. Questo fa parte dell'accendino. Ok, verranno un po' mosse queste riprese, ma a noi non ce ne frega niente. Altro Walkman, sempre Sony. Questo pure me lo porto a casa, spettacolo. Questo registrava pure. Un Walkman che registrava, ragazzi, questo è un ritrovamento, Auto shut off, tape counter, cue, repeat, padapam. Pause, play, stop, start, but, mix sensibility, vabbè. Allora, e questi sono i joystick con cui giocavo io, sti Technolec, sono i joystick con cui giocavo io proprio a questi giochi. Vediamo un po' se c'è qualche altra cosa. Hit Parade numero 18. Tie. Vabbè. Ci stanno un po' di cassette qua. Questo che è? Pigiamarama, che cacchio, Pigiamarama, me lo sono ricordato subito. Questo che è? Pigiamarama, ed è Pigiamarama. Un po' rovinate queste cassette, chissà se funzioneranno oppure no. È il corso d'inglese delle lingue di Agostini. Ma poi quello che voglio vedere, questa è una radio portatile, c'ha la miseria, tuning, solid state CTC. Guardate un po' sta radio portatile, trasportabile più che portatile, gigantesca. Ma vabbè ragazzi, qui continuo a fare ritrovamenti straordinari. Questi l'ho squagliati, sti joystick. Mi ricordo soprattutto grandi partite a Girus con sti joystick, a Girus con lo sparo automatico. Vedete? Quello era l'autofire. Autofire on off, autofire, set games, go games, Pigiamarama, originale, falso, edicola, originale, lato A Commodore 64, lato B Spectrum 48K, 5.000 lire 1, 5.000 lire 2, 5.000 lire ho spaccato tutto. Arrivederci e grazie, non è vero, sta tutto bene.
non abbiamo spaccato niente, sta tutto bene. Adesso rimetto a posto tutta questa scatola. Grazie di aver visto, arrivederci e grazie al prossimo video.